Ciao da Federico, oggi vi porto in un percorso che ha qualcosa di straordinario. Vi porterò a scoprire 3 castelli e un'abbazia collegati tra loro da una storia che ha dell'incredibile. Uno è tra i più grandi d'Europa e quello che ho alle mie spalle è uno dei castelli più sontuosi e suggestivi del periodo tardo medievale di tutta Europa. Sono tra le colline patrimonio dell'umanità UNESCO, tra Valdobbiadene e Conegliano. Parto da Susegano, un comune in provincia di Treviso, in Veneto, confina col fiume Piave. Inoltre a nord è collinare, mentre a sud è pianeggiante. Un territorio ricco d'acqua. Abbiamo il torrente Ruio e anche il torrente Crevada che si trova ad est. E poi scopriremo alcuni nomi che sono stati proprio dati per una zona veramente ricca d'acqua. Ma allora cosa state aspettando? Salite in sella con me per vivere l'avventura di oggi. La famiglia Collalto costruì 2 castelli qui nella zona di Susegana, in continuo conflitto con la famiglia Da Camino, e vedremo poi anche il loro castello. Opere sontuose, veramente imponenti. Se oggi possiamo vedere questo castello in perfette condizioni è grazie alla principessa Isabella di Collalto de Croix. Sì, avete capito bene, di generazione in generazione è sempre rimasto in mano alla famiglia Collalto. Lei è un erede, figlia della principessa Trinidad di Collalto e del principe Manfredo. Nato come una fortezza inespugnabile, nel 958 d.C. nessuno era riuscito a espugnare questa fortezza, diventato poi nell'epoca rinascimentale una dimora nobile. Gravemente danneggiato durante la Prima Guerra Mondiale, saccheggiato, distrutto, bruciato, oggi possiamo trovare all'interno dei suoi saloni perfettamente ristrutturati quello che si trovava nei sotterranei, all'epoca della Prima Guerra Mondiale ritenuto di scarso valore, ma oggi dei cimegli che ci portano indietro nel 1300 nel 1600. Pur essendo 2 castelli dei Collalto, erano di 2 rami diversi e invece poi andremo a scoprire il castello dei Collalto. Come vi ho detto all'inizio, questo comune confina col fiume Piave. Come sapete, tutte queste zone, tutti questi paesi decorati con medaglie d'oro, d'argento, di bronzo al valore militare furono rasi al suolo dai bombardamenti dell'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale. Anche questo castello non fu salvato, fu in parte demolito, distrutto, gravemente danneggiato. Fortunatamente oggi, grazie a questo restauro, possiamo vederlo nella sua magnificenza, quella dell'epoca. Pensare che questi paesi nel dopoguerra furono completamente abbandonati, lasciati andare a se stessi. Il giro continua per scoprire la leggenda, la storia di questi luoghi e di queste 2 famiglie in conflitto costante tra di loro. Ma allora venite con me a proseguire questo itinerario, perché c'è una storia che lega queste 2 famiglie da odio diventata amore, veramente molto particolare. Mi sto muovendo nel cuore del Veneto, qui nelle colline del Prosecco, tra Valdobbiadene e Conegliano. Affascinante e suggestivo, piena pace e un'immersione completa nella natura. Campi coltivati, animali al pascolo, puro silenzio, solo il rumore degli uccelli che cantano. Buongiorno belli! Si trovano le abitazioni contadine dei primi del Novecento e per un momento posso anch'io fare un salto indietro nel tempo e andare a rallentare la mia pedalata, andarmi a godere appieno questo territorio, le sue bellezze e la storia che racconta. Tappa numero 2, Castello di Collalto. Un piccolo stop per parlarvi dei prodotti che avevo acquistato un paio di mesi fa. Avevo fatto anche un video dedicato nell'app Temu. Avevo acquistato 100 euro di prodotti e ho avuto modo di testarli in questi 2 mesi. Questi sono i guanti che ho testato ultimamente, con i quali mi trovo molto bene. Devo essere sincero, un prezzo molto ridotto, eppure la qualità c'è tutta. Mi sono trovato molto bene e quindi anche per l'utilizzo nelle giornate di mezza stagione o in mountain bike ve li consiglio. Altro prodotto è questo berretto, lo uso per quando vado a correre o anche come sottocasco, e anche questo non presenta segni di usura. L'ho lavato più volte e per il prezzo che costa all'incirca 2 euro secondo me ho fatto un buon affare. Uno scaldacollo alla mattina non è niente male, anche per tenermi bella calda la gola. Lo uso a volte anche per andare a correre. Vi lascio qui accanto, non so da che verso,
i prezzi che avevo pagato questi prodotti all'incirca ancora oggi si trovano su quella cifra. Vi parlo poi di questi occhiali lifestyle che uso un po' per tutti i giorni, poco più di 2 euro, eppure la qualità c'è. Le stanghette non vanno a premere, sono belle, morbide, qui dove vanno a appoggiare nell'orecchio. Come estetica mi piace tantissimo e non devo neanche farci tanta attenzione, eppure non sono per niente rovinati, sono ancora rimasti belli, hanno anche questi piccoli intagli per lasciare passare l'aria e quindi non creare condensa. Approvati. Sempre su Temu ho acquistato questo piccolo campanello, è molto comodo, piccolino, raggiungibile con un dito, funzionale e va ancora perfettamente. E anche questo mudguard in simil carbonio ancorato alla forcella anteriore con delle fascette, se ne trovano diverse in confezione, ci sono anche diversi fori per adattarlo a qualsiasi tipo di mountain bike e devo essere sincero, non sta per niente male. Generalmente mi porto anche un piccolo lucchettino perché è leggero, comodo, se lascio la bici 2 minuti fuori da un bar per prendermi qualcosa da bere so che la ritrovo, e anche quello per il prezzo che costa ve lo consiglio perché potete metterlo in qualsiasi tasca ed è molto comodo. Inoltre tra gli accessori che avevo preso nella mia cassetta degli attrezzi per le emergenze c'è anche questo multitool, ci sono tutte le chiavi necessarie a tutte le brugole che servono, la qualità è buona, qui possiamo vedere che c'è anche un cacciavite a croce, a taglio, le chiavi a brugola da 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 e infine anche le chiavi inglesi da 8, 9 e 10. Eccole qui. Come funziona Temu? È molto semplice, basterà andare a scaricare l'app, vi lascio il link qui in descrizione e anche il link dei prodotti che ho selezionato del mondo outdoor ciclismo che vado a utilizzare anche oggi nella mia mountain bike o nell'utilizzo di tutti i giorni. Sono suddivisi per uomo, donna, bambino e anche per tipologia, quindi dalla casa, dallo sport, moda bambini, elettronica, gioielli, insomma ci sono migliaia di prodotti. Arrivano all'incirca in 10 giorni dal momento dell'acquisto, almeno questa è stata la mia esperienza, corrispondono perfettamente alle immagini che vedete. Vi consiglio di provare anche con dei piccoli acquisti in quanto sono dei prodotti veramente molto economici ma che fanno la loro funzione. Risalendo le colline che da Susegana portano a Pieve di Soligo, posso vedere in tutta la sua fierezza, o almeno immaginare da quello che resta, l'imponente fortezza di Collalto. Il castello di San Salvatore e quello di Collalto vengono costruiti nello stesso periodo, questo fu costruito attorno al 1110. Purtroppo ne resta veramente poco, la cinta muraria e la torre medievale, perché durante la prima guerra mondiale fu completamente raso al suolo, completamente distrutto purtroppo. Dalle foto che si possono vedere dell'800 all'interno delle mura c'era un piccolo borgo artigianale e la rocca era stata trasformata in una residenza nobile. E qui nasce la leggenda, la storia che ha questo luogo, raccontata personalmente da Maria di Collalto nel 1925 in un'intervista a un giornale austriaco. In questo castello vivevano Tolberto di Collalto e Chiara da Camino, sì, avete capito bene, 2 cognomi delle famiglie che si odiavano, ma per porre tregua, pace tra di loro fecero questo matrimonio combinato. E qui entra in gioco Bianca, una giovane fanciulla che lavorava per il Collalto, che aveva una relazione con Tolberto. Quando la moglie lo scoprì e Tolberto partì per la guerra, Bianca fu murata viva nella sua stanza. La tradizione racconta che il suo fantasma era presente all'interno del castello e in caso di gioie o catastrofi appariva in veste bianca e con un velo nero in volto per annunciare qualche disgrazia. Il mio giro prosegue andando verso il castello che era dei Da Camino, ma prima ci fermeremo in un'abbazia per continuare questa storia in un racconto che si fa sempre più intrecciato e andremo a scoprire anche uno dei borghi più belli d'Italia. Mi trovo nella zona di Follina, uno dei borghi più belli d'Italia. La primavera sta dando i primi segnali, facendo fiorire gli alberi. Una striscia d'asfalto lì in lontananza, vedo quello che è stato il castello dei Da Camino.
uno dei castelli più grandi d'Europa. Prima mi fermerò all'abbazia di Follina, un capolavoro. Arrivati i giorni nostri, ma per il momento mi godo questo scenario, le prealpi e i campi coltivati a vigneto, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Dopo un piccolo tratto di asfalto, ora mi godo questa zona incontaminata dalle auto e dal traffico. Arrivo alla spettacolare abbazia di Santa Maria di Follina. È stata fondata nel XII secolo, mentre la basilica nel 1300. Mi trovo a Follina, un piccolo paesino situato in una verde vallata ai piedi delle prealpi trevigiane, ricco di vigneti, boschi e sorgenti d'acqua. Un'abbazia che è un vero e proprio capolavoro, un esempio tra i più interessanti di romanico veneto. Come un chiostro romanico che si rispetti, anche questo in ogni colonna è decorata differentemente l'una dall'altra, formando uno spettacolo architettonico. È visitabile tutti i giorni, se vi trovate in zona è da non perdere. Illustri personaggi del Collalto e da Camino hanno frequentato questo luogo per trovare pace e riposo lontano dall'umanità e più vicino al divino, come la contessa da Camino che fu sepolta proprio in questa abbazia. Era proprietaria anche del castello di Zumelli. Questa era una via di passaggio della Lana, ma anche la via della Claudia Augusta, la strada militare costruita in epoca romana. Anche qui è passata la prima guerra mondiale, ma oggi possiamo vederla in tutto il suo splendore. Arrivo all'ultimo punto del racconto di oggi, il Castelbrando, che sorge alle pendici del Monte Castello, nel comune di Cison di Valmarino. Qui domina le vallate della Valmareno e di Cison e i loro borghi. Valmareno, come dice il nome, ci fa ricordare che questa è una valle ricca d'acqua, dove c'erano anche tantissimi guadi un tempo, poi bonificati. Una vera e propria fortificazione che è stata edificata nel X secolo per poi essere ampliata e diventare quella che vediamo oggi. Nel castello di Castelbrando ancora oggi possiamo trovare diversi strumenti di tortura come la berlina e il pozzo dei coltelli. Nel Cinquecento ospitava sontuose feste dove era anche ospite molto spesso la regina di Cipro, Caterina Cornaro. Ancora oggi esistono passaggi segreti che conducono fino a valle. Lo si può ancora oggi visitare con prenotazione, scoprendo oltre 2000 anni di storia e tutti i segreti che nasconde. Uno dei più grandi castelli d'Europa e anche uno dei più funzionali. Pensare che qui all'interno ci sono 80 camere, suite, appartamenti, centro benessere, ristorante e bar. Qui viveva la famiglia dei Da Camino in guerra con i Collalto. Questo era l'ultimo punto di interesse di oggi, un giro di 45 km, 600 metri di dislivello, adatto a tutte le bici, anche quelle da corsa. C'è solo un piccolo tratto installato in perfette condizioni. Se il video vi è piaciuto mettetemi un bel like, condividetelo, ci vediamo alla prossima avventura. Anzi, se avete qualche itinerario, qualche luogo che volete suggerirmi, perché no, magari farò un video qui nel canale. Alla prossima e ciao da Federico!